Bentornati in questo appuntamento con le previsioni meteo. Parliamo di aria polare di matrice marittima che quindi affluirà nel corso dei prossimi giorni con una serie di perturbazioni, soprattutto quella di domenica, dopo aver interessato nella giornata di venerdì sera e di sabato il nord, ma anche parte del centro. Abbiamo assistito a delle nevicate, insomma, fino anche a bassa quota, attorno ai 300-500 metri sulle regioni del nord, senza avere delle apparizioni in pianura, pensate, solamente sulle basse colline. E questo fronte sarà seguito da questa area molto più umida e meridionale, mite, che coinvolgerà soprattutto le regioni del sud, e come vedete sarà questo il circolo di perturbazioni che andrà ad affluire proprio sul nostro territorio, su gran parte d'Europa, in realtà, con l'anticiclone di blocco che sarà ancora abbastanza stazionario sulla Scandinavia e sulla Russia, e che qui invece porterà delle ondate gelide molto frequenti, con la perturbazione, come vedete, nella giornata di domenica, che si andrà ad approfondire proprio sul Golfo del Leone e andrà proprio espandendosi verso il Mar Ligure, il centro-nord, con rovesci associati, e la distribuzione di precipitazioni molto più relegate, pensate, verso il Lazio, proprio verso l'Appennino centrale, ove qui le nevicate saranno ben oltre i 1400 metri, e soprattutto sul nord-est, come vedete, accumuli più significativi sul Veneto, sul Friuli Venezia Giulia, anche oltre i 35 mm. E le situazioni vanno a coinvolgere in parte anche le due isole maggiori, ma comunque senza fenomeni degni di nota, specialmente colpite i comparti occidentali. Non avremo infatti effetti nevosi a bassa quota, come vedete, però le nevicate saranno più frequenti sulle zone montane, comprese quindi le quote. Infatti, come vedete, man mano che andiamo verso il nord-est aumenta la quota neve a causa dei venti di libeccio e di scirocco, che quindi contribuiscono a innalzare le temperature. La giornata di lunedì vedrà una pausa al centro-nord, con più schiarite, più ampi spazi soleggiati, e con una depressione che invece andrà a scendere verso il centro e il sud Italia. E quindi nella giornata di lunedì vedremo quindi una maggiore ingerenza del maltempo sui settori proprio del sud Italia. Osserviamo infatti come il comparto del medio-basso Tirreno sarà quello più coinvolto, e ancora una volta sulla Sardegna occidentale, con fenomeni distribuiti in forma irregolare invece sul resto del sud. Come vedete, le precipitazioni saranno molto più significative lungo le coste del basso Tirreno. La giornata di martedì invece vedrà, come possiamo notare, un rialzo delle temperature al centro-sud notevole, perché insomma avremo una espansione dell'anticiclone di matrice africana, che andrà espandendosi proprio sui settori meridionali della penisola, e nel mentre un ciclone andrà a formarsi molto profondo sulla Gran Bretagna e ancora una volta quindi sull'Europa occidentale, per portare ancora correnti molto più umidi di matrice atlantica, con l'aria polare ancora che contribuirà a mantenere delle temperature piuttosto fredde sulle zone montane, mentre, come vedete, la giornata di martedì è l'accenno di un preavviso, possiamo dire, delle instabilità in arrivo nella giornata di mercoledì, con l'approfondirsi quindi di un sistema depressionario molto ampio e molto profondo sul Mar Ligure, da prima sul Golfo del Leone, poi sul Mar Ligure, entro proprio la mattinata di mercoledì. Avremo questa affluenza di correnti un po' più umide. La possibilità è che con la giornata di lunedì, se farà molto freddo in pianura, specie sul nord-ovest, parliamo del Piemonte, potrà essere possibile che qualche fiocco misto a pioggia apparirà sulla città come Torino, quindi sul comparto centro-occidentale del Piemonte, mentre diversamente altrove non avremo possibilità di precipitazioni proprio all'estremo sud. Come vedete, gran parte del nord riceverà degli accumuli notevoli, così ancora una volta sul Lazio, il più colpito, e guardate anche però la Liguria e l'Alta Toscana, così come anche in parte sulla Alta Lombardia e poi anche sulla Sardegna. Insomma, queste le previsioni che inquadrano quindi una chiara perturbazione in arrivo proprio attorno alla metà della settimana. Ancora da capire, perché la quota neve al momento stimata è attorno a queste quote, quindi non ci sono ancora delle certezze
per determinare soprattutto, la distanza temporale, ma, per quanto riguarda le temperature che andremo a vivere, nelle ore mattutine di lunedì, per capire poi lo zero termico ove andrà a distribuirsi. Però il rischio è che proprio a metà della prossima settimana questa perturbazione sarà la più intensa rispetto a quelle precedenti. Rimanete come sempre aggiornati.